pubblicità, siamo tornati qui a Selvazzano con le tribune elettorali. Oggi siamo in compagnia dell'unica candidata donna di questa tornata per Selvazzano, Giovanna Rossi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Giovanna Rossi, 49 anni, libero professionista, attualmente assessore al sociale uscente della Giunta Soranzo. A suo sostegno ci sono 4 liste: Selvazzano Viva, Selvazzano Nuova, Selvazzano in Rete e Forza Selvazzano. Un fardello importante è quello che le lascia a Soranzo. Beh, più che un fardello è sicuramente un grande lavoro, un lavoro importante durato tanti anni, e io dico che più che un fardello lo definisco un grande valore aggiunto, un sindaco che ha dato molto alla sua città con tantissime opere eseguite, con tantissimi servizi, un uomo che ha dedicato la sua vita in questi 10 anni per i suoi cittadini, quindi un esempio più che un fardello. Continuerà ad occuparsi in modo esclusivo della politica? Beh, oddio, nessuno di noi si è mai occupato in modo esclusivo della politica, a dire la verità, perché ciascuno di noi ha continuato a lavorare e si è messo a servizio della propria comunità con uno spirito appunto non tanto di obiettivi politici da raggiungere, ma di benessere della propria cittadinanza, per cui continuerò ad occuparmi di Selvazzano se i cittadini lo vorranno, continuando però comunque a tenere tutte le mie attività e i miei impegni personali. Il suo motto è continuare a volare anche contro vento con la forza di una grande comunità. Questa frase è autoesplicativa, ma cosa significa concretamente? In tutti questi anni abbiamo sperimentato la forza di lavorare in rete, la forza di lavorare assieme alla comunità, di mettere in essere dei progetti e delle buone prassi assieme appunto in rete, e questo sarà il nostro modo di lavorare. Il fatto di volare contro vento l'abbiamo sempre visto come un atteggiamento comunque positivo, di mettercela tutta anche quando ci sono delle difficoltà da superare. Cominciamo a parlare di opere pubbliche, un teatro al centro di Tencarola al posto dell'ex URSS e dell'ex Iride. Sì, questo è un grandissimo progetto già iniziato peraltro di riqualificazione del cuore di Tencarola, un progetto che ci sta molto a cuore, sul quale ovviamente abbiamo già investito molto. È già partito il primo stralcio con la riqualificazione della piazza, la piazza al lavoratore, che oggi insomma è già a disposizione di tutta la nostra città. E appunto come sottolineava il fatto che nella sede dell'ex ULSS, oggi dismessa, e poi in quella che oggi è il centro civico Baracca, sorgeranno 2 edifici per noi veramente importanti: il centro polifunzionale per le associazioni e non solo, e poi il teatro, che è una grande opera che tutta la cittadinanza sta attendendo da molto tempo. La realizzazione di un centro polifunzionale con spazi per associazioni. Selvazzano vanta oltre 100 associazioni impegnate nel sociale, nella cultura, nell'ambiente, e tutte queste associazioni che fanno grandissime attività nel territorio hanno bisogno di spazi. Ecco perché pensare a un centro polifunzionale dove ciascuno può trovare degli spazi dove appunto svolgere le loro attività, una grande sala civica dove fare iniziative e dove incontrarsi, un centro a tutti gli effetti a disposizione del volontariato, e questo è un altro punto veramente qualificante e importante per noi. Qui si troveranno anche la Croce Rossa e la Protezione Civile? No, la Croce Rossa e la Protezione Civile, o meglio, potranno fare dei loro incontri, ma stiamo anche pensando, ed abbiamo già in mente progettato invece un altro importante edificio dove loro troveranno degli spazi idonei, perché sia Croce Rossa che Protezione Civile hanno bisogno di spazi importanti, perché hanno anche dei mezzi, e quindi abbiamo pensato per loro uno spazio dedicato. A Tencarola, il centro polifunzionale, invece troverà sede un centro prelievi molto importante, con tutte le norme di sicurezza e di
di presidio sanitario oggi fondamentali per fare questa grande opera di appunto donare il sangue, e qui troverà sede questo grande centro prelievi che da molto tempo insomma stiamo anche studiando con le autorità competenti dell'Avis provinciale. Ora, noi prima stavamo parlando quindi del centro servizi comunali, adesso passiamo a parlare della ristrutturazione di Villa Cesarotti, perché sappiamo che il suo programma occupa un punto. Villa Cesarotti è una delle risorse storico-artistiche meravigliose del nostro territorio. Oggi il comune di Selvazzano, i cittadini di Selvazzano hanno a disposizione il parco e la barchessa, e abbiamo tutta l'intenzione di diventare nuovamente proprietà, no, nuovamente no, perché non è mai stata nostra, però lo è per il 14%, diciamo, di acquisire questo bene che diventerà, ecco, un punto nevralgico della cultura per Selvazzano. L'idea è quella di fare un museo permanente. Sogniamo il museo civico di Selvazzano, dove poter allocare tutti i reperti. Ne abbiamo molti, perché incredibilmente Selvazzano ha una storia fantastica, e ci sono molti reperti che in questo momento insomma non hanno spazio da nessuna parte, per cui sarà un nostro orgoglio avere un museo cittadino permanente, ma anche una sede dove poter ospitare mostre temporanee. È una sede fantastica, e quindi riteniamo che sia proprio l'ambito giusto dove poter far proprio nascere a tutti gli effetti e poter proclamare Selvazzano città della cultura. Leggo anche di ampliamenti, costruzioni e ristrutturazione di centri sportivi e palestre. I nostri ragazzi sono il nostro pensiero fisso. Sicuramente i ragazzi che fanno sport sono ragazzi che sono ovviamente impegnati in attività sane. Selvazzano è una città ricca di strutture sportive che magari possono anche avere tanti anni, perché abbiamo palestre scolastiche con la loro età. Ecco perché nel nostro programma, nel mio impegno personale, c'è quello proprio di riqualificare, rimettere a posto, risistemare le palestre scolastiche e non solo. Abbiamo un centro sportivo che è gli impianti sportivi Ceron, abbiamo la palestra Colbe, sono già state fatte molte opere nell'ambito sportivo, ma l'idea di ampliare e potenziare questi impianti sportivi significa dare risposta alle tante società sportive che operano nel territorio. Sicuramente una riqualificazione delle palestre esistenti, ma anche dei bellissimi progetti di ampliamento e di arricchimento degli impianti, con per esempio la cittadella del rugby, piuttosto che fare presso gli impianti sportivi Ceron proprio lo stadio del calcio, e ovviamente daremo risposte anche alle altre discipline sportive che qui a Selvazzano sono veramente fiorenti e ricche in termini di numeri, in termini di associati, di bambini e bambine che stanno assieme, che fanno sport, e come dico sempre io è una cosa fondamentale, perché lo sport veramente salva, fa star bene e educa i nostri ragazzi. Giungiamo ora all'opera cosiddetta più rognosa per Selvazzano. Il grande rimpianto di Enoch è di non essere riuscito a portare a casa anche la partita della riqualificazione dell'ex seminario. Già, questa è un'altra partita importante dove il sindaco Enoch Soranzo ha molto investito e ci ha molto lavorato assieme a tutti noi. L'ex seminario è un'area fantastica del nostro territorio, e vedere questa struttura, ahimè, che ha rappresentato tanto per tanti di noi,
che magari hanno una certa età e che oggi è fatiscente ed è purtroppo insomma un centro sicuramente di degrado e poco qualificante. Sappiamo tutti insomma che c'è una trattativa da tanti anni. Pensavamo di essere arrivati a un buon punto con voglio dire la risoluzione e con il definitivo rogito tra l'ente seminario e la società privata che appunto è in acquisizione dell'area. Per noi sicuramente in questi anni ci sono stati degli incontri, è cambiato molto in questi anni anche il mondo, quindi c'è una grande evoluzione anche al di là dei diritti acquisiti che la società privata ha già in tasca, e su quello non possiamo dire niente, però c'è tutta una nuova rivalutazione, un nuovo pensare a questa area dove per esempio sono stati molto limitati i metri di residenziali, i metri quadrati dedicati a residenziali, dove però troverà spazio per i cittadini di Selvazzano una serie importante di servizi e di edifici a tutti gli effetti dedicati alla scuola, dedicati allo sport, dedicati alla cultura. Certo, purtroppo siamo un po' in attesa, stiamo un po' osservando come dico sempre io, dalla finestra, perché non è una partita che possiamo giocare noi in prima battuta, ma stiamo aspettando che le entità si trovino un accordo e arrivino finalmente a una definizione del contratto. Qualcuno considera l'ex seminario come un grande museo a cielo aperto, quindi sarebbe da ristrutturare secondo alcuni. Lei che cosa ne pensa a riguardo? Beh, io penso che credo che una ristrutturazione di un edificio che da tanti anni è dismesso, ho paura che sia antieconomico e che purtroppo non abbia più motivo di essere. Forse questo ragionamento poteva andare bene 20 anni fa, oggi con tutto quello, credo non sia rimasto veramente niente all'interno se non forse le mura perimetrali, ed è sicuramente un gran peccato, ma credo che oggi sia veramente impensabile poter riqualificare quell'edificio così ormai distrutto. Sempre più negozi di vicinato chiudono mentre proliferano i grandi centri commerciali. Beh, questa è una realtà effettivamente che colpisce Selvazzano non così da vicino, perché insomma abbiamo sicuramente delle realtà commerciali che però non sono così grandi, non sono così impattanti. Il fatto dei negozi di vicinato e del sostenere i negozi di vicinato è un altro punto importante del nostro programma, del mio programma, e l'idea di poter anche aiutare queste realtà come amministrazione la vedo proprio in termini di organizzare, di fare in modo che vengano più persone possibili a Selvazzano, proprio per dare la possibilità a tutti gli esercizi presenti di lavorare. Ecco perché ritengo che poter far vivere i negozi di vicinato o poter aiutare i negozi di vicinato sia un nostro compito, legato soprattutto all'organizzazione di eventi, all'organizzazione di eventi che possono essere settimanali piuttosto che stagionali, piuttosto che mensili, ma abbiamo anche una grande sfida, che è quella di far diventare Selvazzano un polo, per esempio scolastico, ampliando il liceo nel caso di Caselle e tutte le scuole primaria e secondaria. Abbiamo l'idea che Selvazzano diventi un polo turistico, sfruttando una risorsa che ricordiamo spesso per la paura che fa, ovvero il fiume Bacchiglione, piuttosto che diventi una risorsa legata al turismo con proprio le gite fluviali, con delle barche appunto che vengono come sul Brenta a fare le gite,
senza contare le sommità arginali che possono diventare delle vere e proprie vie di collegamento per turisti in bicicletta piuttosto che a piedi, lo sport acquatico che voglio dire si può fare nel bacchiglione come il canottaggio, la voga alla veneta e tutto quello che può veramente portare a Selvazzano più persone possibili. E qui mi ricollego perché ho parlato di acqua, ho parlato di gente che arriva a Selvazzano e un altro grande, importante impegno sarà quello di gestire un impianto natatorio che è un fiore all'occhiello e un'opera veramente importante che in questi, da qualche mese è già in fase di costruzione. Sto parlando delle famose piscine, come le chiamano, in realtà è un vero e proprio impianto, centro nuoto sportivo Carlo Pedersoli, che è sicuramente un altro impianto che sarà un punto di riferimento ma anche di richiamo per tanti cittadini non solo di Selvazzano ma di tutta la zona. Ecco, apriamo ora il capitolo delle politiche sociali che nel suo programma è certamente un punto cardine. Potenziamento e sviluppo dei nidi, delle scuole dell'infanzia e dei centri comunali. Ecco, in quest'ultimo periodo abbiamo visto diverse situazioni di rischio chiusura di queste strutture in altri comuni del Padovano a causa delle scarse iscrizioni. Ecco, qual è la situazione qui e che offerta trovano i genitori o che offerta troveranno? Anche in questo ambito Selvazzano ritengo sia veramente una città ricca di offerta, perché abbiamo due nidi comunali, una scuola dell'infanzia comunale e ben 4 centri infanzia, nido integrata paritarie delle parrocchie. È una realtà veramente molto 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 bella e qualificata e qualificante, perché tutti questi scuole dell'infanzia o nidi sono gestiti da persone assolutamente competenti. E la cosa bella che mi sento di dire, perché l'ho vissuta in prima persona, realtà che lavorano in rete anche proprio in questo ambito specifico per dare a tutte le famiglie un servizio veramente a 360 gradi, inteso come sicuramente accudimento dei bambini, ma anche un percorso educativo molto molto importante che negli ultimi anni, devo dire, si è anche molto, molto alzato in termini proprio di qualità. Le nostre maestre si incontrano, pianificano assieme della formazione, si fanno delle scelte assieme per cercare di dare a tutte le famiglie un servizio importante. Come amministrazione è innegabile che diamo anche un forte contributo sia ai nidi che alle scuole dell'infanzia del territorio, perché cerchiamo di dare alle famiglie un aiuto anche in termini economici per pagare la retta, e questa è una cosa che ci impegniamo a continuare a fare. Ecco, con la crisi di questo periodo non è raro appunto trovare una famiglia in difficoltà. Quali sono le soluzioni che intendete mettere in campo in questo settore? È una cosa che io ho detto sempre e continuo a dire. I servizi sociali di ogni comune, del comune di Selvazzano nel caso specifico, offrono proprio un servizio di accompagnamento alle persone che versano in uno stato di difficoltà. Lo dico perché può succedere a tutti. Abbiamo la fortuna di avere ben 4 assistenti sociali, ognuna con una qualifica no, ma specifica esperienza in un ambito particolare. Abbiamo i minori, abbiamo gli adulti, abbiamo le persone diversamente giovani nonché anziani e le persone straniere. Qui le assistenti sociali faranno un percorso con le persone, cercando tutti gli ambiti dove poter trovare delle risorse, aiutarli a cercare delle risorse in sé, o nel caso specifico, se c'è una necessità di natura economica, ovviamente risponde anche in questo caso l'amministrazione, rispettando quello che sono dei parametri che la legge ci detta e che noi ovviamente siamo i primi a dover mettere a seguire. Ecco, e per i giovani in cerca di lavoro?
Per i giovani in cerca di lavoro abbiamo potenziato in questi anni un servizio chiamiamolo di accompagnamento, ogni tanto mi scappa qualche termine, di orientamento, ecco, grazie a delle persone sempre operative alla Barchessa Cesarotti, dove abbiamo il nostro Informa Giovani, e tutti i giorni c'è qualcuno che appunto non solo aiuta nell'ambito della stesura, per esempio, del curriculum o della ricerca del lavoro, molto spesso si mettono in rete quelle che sono le richieste che a volte qualche azienda fa a noi direttamente, oppure che arriva dal centro per l'impiego o da altre realtà. Sicuramente è un ambito difficile, perché spesso le persone si rivolgono a noi speranzosi che possiamo proprio trovare loro una soluzione, e io dico sempre, magari non è facile, non abbiamo la bacchetta magica, però insieme, mettendoci in rete anche con le aziende del territorio, spesso abbiamo trovato anche delle possibilità di lavoro, degli stage, delle magari iniziali esperienze che dopo sicuramente hanno aperto anche ai nostri ragazzi delle opportunità, non solo qui ma anche per esempio in Europa, tanto è vero che tanti dei nostri ragazzi sono anche andati all'estero e hanno fatto delle esperienze importanti all'estero. La terza età è spesso sinonimo di abbandono. Questo non è proprio che a Selvazzano succeda, anzi c'è un'attenzione molto molto particolare per i nostri nonni, i nostri diversamente giovani. Primo, perché in ogni frazione c'è almeno un centro anziani, che poi a volte vado a trovare, dico che sono molto più giovani di me, perché sono attivissimi, fanno molte iniziative, molte attività, comunque si trovano almeno 2 volte alla settimana, e il fatto di socializzare, avere un ambito dove poter trovare persone, stare in compagnia, è il primo grande antidoto contro la solitudine e contro il decadimento cognitivo. Dopo ci sono una serie di servizi importanti, sia il servizio di assistenza domiciliare, sia qui a Selvazzano abbiamo veramente molte associazioni che sono anche vigili, che sono attente ai nonni e che quindi diventano dei segnalatori, senza nulla togliere. Abbiamo anche una presenza di una casa di riposo dove c'è un centro diurno molto efficace e importante, per cui anche qui i nostri cittadini possono trovare un aiuto, e anche persone qualificate per non rimanere da soli, punto principale, ma anche per poter eventualmente affrontare determinati deficit che l'età avanzando purtroppo accompagna. Con i nostri centri anziani cerchiamo di attivare più percorsi possibili, formazione, anche convegni. Abbiamo molto attivo il trasporto sociale, un altro grande servizio che diamo soprattutto ai nostri anziani, magari che non hanno i figli, che abitano vicino, che magari sono proprio soli, per accompagnarli a fare le visite, per accompagnarli a fare le terapie. Quindi cerchiamo in tutti i modi di proprio fare quello tutto meno che lasciare soli e dimenticarci dei nostri nonni. Tra le attività vedo anche le tecnologie, quindi l'insegnamento delle tecnologie moderne e gli orti sociali. Questo proprio veniamo da un corso appena terminato, dove c'è stata una grande affluenza proprio per imparare a usare per esempio il telefonino. Ecco, tutte attività che assieme alle nostre associazioni mettiamo sempre in campo, e anzi ci stanno chiedendo di iniziarne un altro tra pochissimo, quindi c'è molto interesse. Per quanto riguarda gli orti urbani, un altro grande progetto che è già avviato, con 2 appezzamenti, uno a San Domenico e uno a Tencarola, dove veramente si sta creando un insieme di nonni che si ritrovano a fare un lavoro che forse una volta era normalissimo, cioè quello di avere l'orto, e che magari oggi, abitando in case senza magari terreno eccetera, non avevano la possibilità di ottenere. Quindi anche i nostri orti urbani diventano centro di
aggregazione, di confronto e sicuramente un posto dove la passione per la natura, per avere, insomma, per coltivare le verdure diventa un momento sicuramente di vita e sicuramente motivante e che obiettivamente, visto che non abbiamo un appezzamento libero, è sicuramente molto gradito. Selvazzano città pet friendly, che significa? Beh, significa che Selvazzano è una città dove ci sono moltissimi animali, animali da compagnia, e vorremmo che diventasse proprio amica degli animali a 360 gradi, non solo perché ci sono oltre 4.000 cani, nel caso specifico microchippati, quindi abbiamo anche insomma un'anagrafe canina importante, anzi un'iscrizione all'anagrafe canina importante, ma vorremmo che ci fosse un'attenzione anche a chi non ha gli animali, perché sia nel raccogliere le deiezioni che nel girare nella nostra bella città comunque con il guinzaglio e con tutte le precauzioni, perché ci sia una convivenza veramente bella e pacifica. Faccio un esempio su tutti: il fatto che abbiamo attrezzato delle aree proprio per i nostri amici a quattro zampe, perché non tutti, ripeto, hanno il giardino a casa. Anche questo diventa momento di socializzazione e di incontro. Ce n'è una in particolare che mi emoziona sempre molto, che è l'area cani, che è per esempio vicino alla casa di riposo, al Palazzo Bolis che dicevo prima, perché spesso i nonni, quando c'è bel tempo, vanno proprio a vedere i cagnolini che giocano tra di loro, ed è occasione per parlare con i proprietari dei cani. Anche questo è benessere. Abbiamo poi anche molti altri progetti di sensibilizzazione, per esempio nelle scuole, di sensibilizzazione nell'avere un amico a quattro zampe, magari di non acquistarlo ma andarlo magari a prendere in qualche canile. Ci sono delle associazioni che nel territorio, ne abbiamo ben 2, che addestrano cani per non vedenti e cani in aiuto a persone che hanno disabilità. Selvazzano veramente vorremmo che diventasse sul serio amica degli animali, con la collaborazione magari del distretto veterinario, che abbiamo anche la fortuna di accogliere nel nostro territorio. Il Bacchiglione, ne parlavamo prima, è un corso molto importante per la città di Selvazzano, in questi giorni sta anche un po' facendo le vezze. Oltre alla promozione di percorsi tra l'acqua e la terra, vedo anche la realizzazione di un parco fluviale. Qui c'è un bellissimo progetto, dovrebbe essere a giorni, peraltro proprio in questi giorni, l'apertura di una gara per affidare i lavori per costruire il porticciolo nell'area golenale qui a Tencarola. Sicuramente il Bacchiglione è una grandissima risorsa, l'idea di costruire dei porticcioli a Tencarola, poi a Selvazzano, l'idea che ci sia proprio una fluidità, il termine non può che essere appropriato visto che parliamo di Bacchiglione, tra persone che fanno degli sport in acqua, le persone che sono sulle rive, sulle sommità arginali, le persone che vivono nel nostro territorio, che hanno esercizi nel nostro territorio e che si ritrovano magari a fare una passeggiata, a andare a vedere un evento che si svolge proprio guardandolo dalla riva del Bacchiglione, e quindi un parco fluviale a tutti gli effetti, dove c'è un grandissimo movimento, un grandissimo scambio di persone e di iniziative. Ecco, visto la sua idea di realizzazione di un parco fluviale sulle sponde del Bacchiglione, cosa ne pensa del fatto che sulle sue rive si possa cacciare? No, questa è una domanda a tradimento, sto scherzando. Allora rispetto sempre tutti quando una cosa è ovviamente fatta secondo le leggi e le regole. Sicuramente una cosa che qualche cittadino mi ha portato all'attenzione è stata quella che, facendo una passeggiata sull'argine, effettivamente ci fossero dei cacciatori che stavano insomma
passeggiando e stavano evidentemente svolgendo le loro attività, e mi hanno sottolineato la paura di essere colpiti da qualche proiettile. È un argomento molto delicato, un argomento che sicuramente va a colpire la suscettibilità di molti. Io dico che sarò sicuramente attenta e vigilerò con le autorità competenti, perché ovviamente qui ci sarà una collaborazione con le autorità competenti per far sì che i cacciatori seguano le regole e soprattutto che i cittadini che stanno passeggiando sulle rive del Bacchiglione non debbano correre assolutamente nessun rischio. Ecco, l'ambiente è sempre più malato a livello globale, ma qual è la sua cura a livello locale? Beh, l'ambiente è assolutamente una priorità, io lo sostengo, noi lo sosteniamo da sempre, che gli alberi, i parchi sono non solo un grande patrimonio, ma sono sicuramente una grande cura per tutti noi. Il nostro impegno è quello di mantenere il patrimonio esistente e andare a ripristinare ove per qualche motivo venissero, perché malati, piuttosto che per qualche altra causa, venissero a mancare, venissero a cadere o dovessero essere tolte delle piante, sicuramente il ripristino, sicuramente la cura di tutti i nostri parchi, perché ne abbiamo veramente molti, e anche per i nostri bambini e non solo sono un punto di riferimento importante. C'è sempre un'attenzione a quello che è il rapporto tra persone, insediamenti e aree verdi, perché insomma io lo faccio anche, ci vivo per lavoro, il verde, la natura è il nostro polmone, quello che ci permette di avere una buona qualità di vita. Ecco, la creazione di un distretto dello sport, apriamo la pagina sportiva. Beh, questo è un bellissimo progetto che vede la messa in rete appunto di tutte l'impiantistica, di tutti gli impianti che abbiamo, campi da calcio, da rugby e palestre. Ci vogliamo mettere in rete con tutti i comuni contermini, in modo da poter avere un patrimonio sportivo, di impiantistica sportiva importante, poter a questo punto affacciarci e proporre, promuovere e ospitare eventi di carattere non solo provinciale e regionale, ma anche eventi di carattere nazionale, sempre nel rispetto delle attività di tutte le nostre associazioni. Questo distretto dello sport andrebbe ovviamente a completare o comunque a inserirsi nel nostro concetto di portare più persone possibile a Selvazzano, anche con eventi sportivi di eccellenza, e che diventano anche un momento importante per i nostri ragazzi di confronto, di crescita. Dico sempre che da soli si fa poco, mettendosi in rete e mettendosi proprio a lavorare anche con le amministrazioni contermini possiamo veramente ottenere dei risultati, o comunque affacciarci a degli eventi che altrimenti non potremmo neanche pensare di avere a disposizione nei nostri territori. Sul piano della viabilità, qual è la situazione a livello di strada che trova attualmente un cittadino? Beh, diciamo che di chilometri di strade ce ne sono tanti. Se la domanda è la viabilità, è una viabilità che a Selvazzano, grazie insomma all'inserimento o all'apertura della nostra bretella, e comunque è una viabilità sicuramente molto buona. Adesso poi sono stati fatti lavori importanti nella Pelosa, insomma nelle arterie principali che sono anche di collegamento tra le frazioni. Sicuramente c'è stata una cura, un'attenzione e ci si sta lavorando anche in questi giorni. Sicuramente anche le strade sono una nostra priorità, come i marciapiedi. La manutenzione è un punto che non deve essere mai sottovalutato o messo dietro a qualsiasi altra cosa, perché
Sappiamo benissimo che è importante per vivere bene in un contesto avere anche la possibilità di muoversi senza incorrere in pericoli, in buche o in dissesti. Certo che i chilometri sono tantissimi, anche quando ci sono 4 squadre che stanno lavorando contemporaneamente, effettivamente c'è sempre qualcuno che sta aspettando il lavoro che magari arriverà nei giorni successivi. Il mio impegno, il nostro impegno è quello di continuare a tenere sicuramente in ordine e manutentate il nostro patrimonio viario. Ecco, quali modifiche intendete apportare alla viabilità, ad esempio con illuminazione, rotatorie oppure attraversamenti pedonali? Beh, ecco, anche questo è sicuramente, sì, non l'ho detto prima perché effettivamente è un altro punto che do quasi per scontato, ma così scontato non è. C'è un grandissimo progetto, per esempio, di sostituzione di lampade nell'illuminazione pubblica, perché gli anni passano e magari la tecnologia, senza magari continua a migliorare, continua a darci insomma degli elementi per migliorare anche la visibilità, quindi c'è un grande progetto di cambiamento e di sistemazione della parte dell'illuminotecnica della nostra città. Sicuramente tutte le strade, le nuove strade, eravamo a Caselle la settimana scorsa a vedere insomma i nuovi attraversamenti nella Pelosa, a breve saranno fatti tutti gli attraversamenti pedonali, e soprattutto il fatto che dobbiamo rendere visibile a chi sta andando in macchina che ci sono appunto gli attraversamenti per mettere sempre in sicurezza i nostri cittadini. La cartellonistica sia orizzontale che verticale è un altro punto che non dobbiamo mai mettere in secondo piano, anzi, e quindi quello che c'è in ogni momento della nostra giornata, voglio dire, lavorativa, la viabilità e tutto quello che è collegato a questo è sempre attenzionato. Sul piano del trasporto pubblico sappiamo che a breve cambieranno i percorsi del 10 e del 12 e che voi vorreste attivare una navetta. Beh, allora, Selvazzano è una bellissima città con 5 frazioni tutte importanti e oltretutto molto popolose, 4 sicuramente, magari ce n'è una un po' più piccolina, però l'idea nostra è quella intanto di mettere in collegamento ed è già un progetto avviato, già discusso, in discussione con Bus Italia, il prolungamento sia del 10 che del 12 per mettere in collegamento Caselle con Selvazzano e con ovviamente Tencarola e San Domenico, creando proprio un collegamento tra queste 2 linee di trasporto pubblico. La navetta ci permetterà di collegare Feriole con invece il capolinea del 10 e del 12, perché in questo momento sappiamo che Feriole non ha il bus e ha solo i cosiddetti autobus, i pullman blu, a differenza appunto delle altre frazioni. Un altro bellissimo progetto che stiamo studiando e che in questi giorni insomma è sul tavolo della trattativa o della discussione anche con Bus Italia, è quella di creare una navetta nei giorni festivi che collegherà la nostra Selvazzano con per esempio l'area Colli, cioè la possibilità di poter usufruire di un piccolo bus, di un piccolo autobus per spostarsi, anche sto pensando agli anziani, alle persone che magari non hanno la macchina, o che, ed è un augurio che ci facciamo sempre, che qualcuno abbia voglia di lasciare a casa la macchina per usare i mezzi pubblici e spostarsi non solo per lavoro ma anche per diletto nel fine settimana da Selvazzano a per esempio Teolo, piuttosto che a Cervarese, piuttosto che nei comuni contermini. Selvazzano è una città sicura? Beh, a giudicare insomma dagli apparati di videosorveglianza che in questi anni sono stati collocati, visto che siamo passati da pochissime, credo 5 telecamere, oggi ne abbiamo, a fine anno dovremmo arrivare a 120 telecamere, impianti, non solo telecamere, impianti complessi di
videosorveglianza, direi che Selvazzano è una città, insomma, che si occupa molto della sicurezza dei propri cittadini. C'è una centrale operativa importante nella sede del consorzio della Polizia Municipale, per cui sono impianti che hanno ovviamente sono molto attenzionati e sono sempre, insomma, ben curati dai nostri agenti. Oltre a questo c'è una polizza che per noi ormai, insomma, è quasi una consuetudine, ma una polizza appunto Selvazzano Città Sicura, per cui in caso di furto, scasso eccetera c'è veramente una squadra di persone che arriva subito in aiuto alla famiglia che ha avuto questa brutta avventura, oltre a tanti altri servizi aggiunti. E da qualche mese si è attivato un progetto che sta avendo un successo incredibile, che è appunto il controllo di vicinato, che posso dire che Selvazzano conta un numero quasi inaspettato di cittadini che si sono messi a disposizione, che in silenzio si sono messi in rete e che sono proprio degli occhi sempre attenti, sempre vigili, in contatto continuo e costante con sia il comando di polizia, sia insomma con la nostra polizia municipale, che con i carabinieri, per cui è una realtà molto 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 attenzionata e incredibilmente che sta funzionando proprio in termini di segnalazione. Certo, si può sempre migliorare, ma a livello di sicurezza credo che sia stato investito molto e molto continueremo ad investire. Esattamente come vogliamo investire anche in nuovi sistemi tecnologici, per esempio per la sicurezza degli anziani che vivono magari da soli o che hanno magari figli che abitano lontani, che avranno insomma, ci impegneremo sicuramente a studiare, a promuovere, a sensibilizzare, per fare in modo che insomma ci si avvicini sempre di più a dei sistemi che non lasciano sole le persone. Piccole sacche di degrado urbano esistono comunque, ma come si possono risolvere? Si possono risolvere sicuramente con la sensibilizzazione di tutti, perché credo che quando c'è una cittadinanza che lavora in rete e che non si aspetta che ci sia sempre qualcuno che fa il posto proprio, magari c'è anche una maggior cura, un maggior controllo se per caso qualcuno lascia, che ne so, immondizie in giro, piuttosto che rompe cose che sono di tutti, la panchina, sto pensando ai parchi, o che fa scritte che non vanno bene. Credo che di fondo, se lavoriamo in rete, sicuramente l'amministrazione farà la sua parte, ma la cittadinanza attiva diventa veramente fondamentale per poter tenere sempre in ordine e in modo sempre migliore la nostra città. Ecco, le bombe vicino al ponte di Tencarola, chissà che fine che hanno fatto, quanta acqua e quanta ne sta passando adesso sotto il ponte. Questa è sicuramente stato un argomento che è stato all'attenzione di tutti noi per molto molto tempo. Devo dire che sono stati fatti anche degli studi precisi, che sono state fatte anche delle rilevazioni, rilievi e sicuramente degli studi scientifici, per cui credo di poter dire con matematica certezza mai, però insomma con serenità, che evidentemente può essere che non ci sia niente di tutto quello che è stato detto, dell'allarmismo che è stato fatto. Sicuramente sarà nostra cura sempre verificare qualsiasi altro allarme venisse magari dato, però mi sento di dire insomma che è stato fatto con cura, sono stati fatti degli accertamenti dalle autorità competenti, per cui sinceramente non mi sento in pericolo. Ecco, su sostegno Selvazzano Viva, Selvazzano Nuova, Selvazzano in Rete e Forza Selvazzano. Ringraziamo quindi Giovanna Rossi per questa intervista e
Stavo aspettando qualche altra domanda e quindi posso semplicemente dire il 26 di maggio vi aspettiamo alle urne e io mi auguro che noi siamo la squadra che volete, quindi grazie per il sostegno e mi auguro che veramente il 26 dalle urne esca un sindaco donna, ovvero Giovanna Rossi.